comunità energetiche è il titolo del webinar che la Confartigianato Imprese Veneto ha tenuto all'M9 Museo del Novecento, in diretta su Facebook e su Zoom. Tra gli obiettivi della Confartigianato è quello di favorire la transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili e in questo quadro è servito un dibattito con tecnici, stakeholders e soprattutto con la politica, sia quella nazionale che quella regionale che quella del Comune di Venezia, uno dei comuni forse più avanti nelle ottiche di risparmio energetico e consumo di energia pulita. Senatore Gianpietro Girotto, padre forse anche delle comunità energetiche, il problema delle comunità è che le regole ci sono, le semplificazioni forse arriveranno, anche i finanziamenti ci sono, però sono poco conosciute. Sì, infatti ringrazio per questa opportunità perché è 1 anno e 2 mesi che le comunità energetiche si possono fare, prima erano vietate, noi abbiamo tolto il divieto, purtroppo la pandemia e anche il super bonus hanno cannibalizzato un po' tutto il dibattito sociopolitico, ma si possono fare, si risparmia moltissimo sia in termini di bolletta sia in termini di ambiente e quindi non c'è motivo in questo momento per non farle, anzi semplificheremo sempre di più le procedure di autorizzazione perché il problema non sono le regole della comunità, il problema sono le regole di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, su questo lavoreremo. Assessore Marcato, la Regione Veneto vuole entrare in questo tema. Assolutamente sì, io ho pronta la delibera di fatto attraverso la quale viene proposta una nuova legge regionale proprio per la promozione e l'aiuto dello sviluppo delle comunità energetiche. Credo sia un'opportunità davvero importante per il territorio. A questo si deve aggiungere anche la richiesta che abbiamo fatto nel PNRR al governo. Abbiamo chiesto 150 milioni per quanto riguarda le energie rinnovabili e c'è un punto specifico dedicato proprio alle comunità energetiche. Quindi noi ci siamo mossi davvero in maniera importante per questo che, ripeto, è un'opportunità di sviluppo da una parte e di attenzione all'ambiente dall'altra. Siamo con Massimiliano De Martino, assessore all'urbanistica del Comune di Venezia. Assessore, Venezia è una città un po' originale e particolare, ha un centro storico molto particolare e la città di Mestre, però è un bacino dove si può lavorare. L'M9 è un esempio sulle comunità energetiche. Sì, la città nel suo insieme che si deve vedere, lo diciamo sempre come amministrazione, anche il sindaco Brugnaro lo ricorda sempre che la città di Venezia è composta dalle città di Venezia, quindi pensare a una politica ambientale circoscritta solo alla parte antica della città, quella che tutti noi conosciamo nell'isola, è un grosso limite. Dobbiamo pensare a una terraferma, dobbiamo pensare all'area industriale, dobbiamo pensare alle isole, dobbiamo pensare a un sistema molto più complesso. E in questo momento, per assurdo, la parte attuativa di questa norma, che sia le comunità energetiche, ma che sia anche l'applicazione del bonus 110%, trovano più facile applicazione proprio nella terraferma e non nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale o architettonico. Comunque l'M9 che diventi forse potrebbe essere anche la prima comunità energetica è sicuramente un fiore all'occhiello della città, anche come ristrutturazione edilizia. Beh, si cresce quando qualcuno dà l'esempio, se parte proprio da un polo museale dove proprio nella sua mission c'è anche l'innovazione, perché no? Il suo intervento a questo convegno sulle comunità energetiche ha fatto vedere che non è solo una questione di energia, c'è anche un tema di rigenerazione urbana che si integra con l'energia. Sì, perché abbiamo di fronte alla grande sfida di provare a dare un futuro a tantissime cose che abbiamo costruito in questi ultimi decenni e che spesso sono diventate vecchie molto rapidamente. Penso alle nostre case, ai nostri capannoni, alle nostre scuole, ai nostri uffici, che non sono più adeguati alla vita che vogliamo, sono energivori, spesso sono difficili da raggiungere con sistemi sostenibili di mobilità, eccetera. Quindi dobbiamo reinventare quello che abbiamo costruito. Questa è una sfida tecnica, imprenditoriale, per cui fa molto piacere essere qui oggi, ma anche una sfida culturale, progettuale. Dobbiamo pensare che possiamo fare delle cose belle, una casa, un capannone, non consumando un pezzo di terra nuovo, non costruire qualcosa di nuovo, ma rifacendo, rimettendo le mani a quello che abbiamo già. È una sfida bellissima, io potrei anche dire che noi italiani possiamo anche essere abbastanza orgogliosi perché abbiamo insegnato al mondo come si fa il restauro dell'architettura, no? Recupero dei monumenti, dei centri antichi. Oggi possiamo imparare qualcosa di nuovo, cioè mettere le mani, migliorare anche ciò che non è monumento, ma dare un futuro alle tante cose che già abbiamo costruito.
Lei ha portato molti esempi francesi. I francesi sono più avanti di noi o perché sono casi un po' particolari? Diciamo, su alcuni settori si sono più avanti. Avrei potuto portare il caso della Ruhr in Germania, dove da decenni è in atto un processo di rigenerazione molto interessante a livello ambientale. Avrei potuto parlare della Val Venosta, dove è l'occasione di rifar partire il treno che FS considerava un ramo secco, è diventato veramente un capolavoro di rilancio, di ricrescita di quella valle. Insomma, tra le tante cose ho pensato all'Île de Nantes, a Nantes, perché è un caso che sarebbe bello appena saremo liberi di andare a vedere, perché lì si tocca con mano anche le cose che stanno facendo, non solo quello che hanno già fatto, ma proprio è un cantiere aperto. E poi c'è il caso di quest'anno, è casuale possiamo dire, però c'è questo studio di architettura francese che ha vinto praticamente il Nobel dell'architettura con progetti proprio di rigenerazione, no? E questo mi sembrava appunto significativo in qualche modo, ecco, da portare qui con voi. L'aspetto tecnico è importante, lei ha dimostrato che ci sono grandi vantaggi e è facile anche abbastanza fare una comunità energetica. Sì, diciamo che la comunità energetica deve costituirsi come entità giuridica e poi con uno studio tecnico in cui la domanda si bilancia con la possibilità di produzione, è possibile fare un progetto attuabile in tempi accettabili per le esigenze della comunità. Lei ha portato degli esempi nei paesi stranieri di grandi opportunità ed efficienza. C'è qualche esempio anche in Italia già attivo? Allora, le comunità energetiche possono essere attuate a partire da un anno, cioè a partire dalla legge 8 del 2020. La prima comunità energetica è stata quella di Magliano d'Alpi e ne stanno sorgendo molte, diciamo molto nel territorio alpino, ma anche in alcuni comuni come quello di Barchidda in Sardegna. E pensa che lo sviluppo sarà molto forte qui in Italia? Ci sono le condizioni? Ci sono le condizioni, ci sono i presupposti, sia per la generazione, sia per la necessità e l'esigenza della gente di mettere in condivisione servizi, inclusi quello energetico. Dario Della Costa, Presidente Nazionale Regionale Veneto degli installatori di impianti di Confartigianato, uno dei promotori, forse principale, di questo evento sulle comunità energetiche. C'è grande aspettativa, non solo come imprese interessate, ma anche come imprese utilizzatrici di energia. Certamente, perché come abbiamo sentito la procedura per costituire una comunità energetica è relativamente semplice. La normativa ce l'abbiamo, quindi basta solo avvisare i clienti di questa possibilità. Le imprese sono tante, sono pronte le imprese artigiane ad essere partner della comunità per dare queste opportunità di costruire queste comunità energetiche? Sì, certamente, perché a livello impiantistico le modalità sono le stesse di prima. Ci sarà da costituire questa comunità energetica che avrà personalità giuridica e pertanto si tratta solamente di predisporre qualche documento. E le imprese possono essere anche parte delle comunità, c'è anche questo aspetto, cioè risparmiare energia elettrica ed essere anche con un'impronta ambientale più bassa perché si consuma energia pulita. Certamente, perché la classica casa e capannone che in Veneto sono tutt'uno, i due impianti di capannone e di casa possono tra di loro scambiare energia.